look right at your baby, but here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. Grandi numeri e mezzo fondo in primo piano alla quarta edizione del Memorial Dilly di Feltre, manifestazione valida per la seconda fase del CDS regionale su pista in memoria di Romeo Dilly. Questo è il modo migliore per ricordarlo. Questa gara sta diventando un punto di riferimento dell'atletica non solo del territorio ma anche regionale, e ci sono atleti che vengono anche da fuori regione. Il movimento dell'atletica in provincia di Belluno sta crescendo in maniera molto forte, ci sono ragazzi che stanno venendo avanti benissimo e io da ex atleta non posso che essere felicissimo di ciò. E se l'atletica leggera ha fatto correre in passato anche il primo cittadino di Feltre, significa che il futuro qui per la regina degli sport non può che riservare nuove soddisfazioni. Il grande risultato di quest'anno è sicuramente l'ampia partecipazione di atleti. 750 atleti gara, lo qualifica come un meeting sicuramente tra i più importanti della regione, sicuramente un meeting che ha un grande futuro, anche per i risultati che poi gli atleti ottengono. Un grande risultato, venendo alle gare, l'ha ottenuto Stefano Migliorati negli 800. Era la gara più attesa e probabilmente la più bella, assieme ai 5000. Lo junior lombardo con Enrico Tirel, lepre d'eccezione, ha tagliato il traguardo in 1:50:50, riproponendo con forza la propria candidatura ai prossimi europei di Rieti. Venivo qui con l'obiettivo di fare un gran personale, dopo vabbè è stata una bellissima gara, però secondo me molto combattuta fino all'ultimo, quindi sicuramente una bella esperienza. Ecco. Ben organizzata anche perché comunque c'era giù una buona lepre e devo dire mi definisco soddisfatto a fine gara comunque per il risultato ottenuto. Sicuramente gli europei di Rieti sarebbero un sogno bellissimo, quello sicuramente. Che poi vabbè la maturità cerchiamo di passare con un bel voto e quello anche lì è un obiettivo molto prossimo, ecco, anzi prima degli europei, perché quelli bisogna confermare, diciamo. Poi chi lo sa, vediamo di finire l'estate nel migliore dei modi con le gare e i prossimi eventi, ecco. 25 le gare inserite nel programma tecnico con il mezzofondo che ha recitato la parte del leone. Lo dicono i numeri, 10 le serie assolute degli 800 fra maschile e femminile con in rosa il successo di Laura Dalla Montà della Vissabano in 2:16:27. Quest'anno vuole arrivare a 2:12 ma per il momento, viste le vicissitudini di inizio stagione, si ritiene soddisfatta del tempo di Feltre. Oggi volevo fare 2:16 e ho fatto 2:16. È il personale stagionale, non personale, però va bene così. Non ho avuto una grande stagione perché sono stata ferma per colpa di un cane che mi ha morso e quindi ho avuto un po' di problemi, sono dovuta stare ferma 15 giorni. Quindi sono arrivata ai campionati italiani che non ero in forma e quindi ci voleva una gara insomma andata un po' meglio. Sono abbastanza contenta, dai. Ho fatto la gara da sola, quindi sì, sono contenta. Lo spirito con il quale a Feltre si organizza il Memorial Dilly è presto riassunto dall'unione di queste forze. Ana Atletica Feltre, Giro delle Mura, Astra Quero, Cesio, La Senne, La Mon e la Piave 2000, 7 società che dialogano e collaborano. Questo è un elemento veramente positivo per costruire questo appuntamento con l'atletica ed è importante che ci sia questa sinergia. Una cosa molto importante per noi è riuscire a far sì che questo campo diventi la casa dell'atletica del Feltrino e ci stiamo riuscendo perché collaboriamo, ognuno con le sue individualità come associazione, però è un grande risultato mettere assieme 7 società che lavorano per un'unica manifestazione. Che il Feltrino in fatto di risultati abbia un futuro roseo lo si è visto al Memorial Dilly. Nei 2000 cadette Ilaria Fantinel, attesa sulla sua pista, ha chiuso con soddisfazione in 6:32:46 ad un secondo esatto dal proprio personale. Sono contenta perché comunque il mio personale, sono molto vicina al mio personale, fare la gara da sola non era tanto semplice, quindi sono contenta, soddisfatta. Mi allena Valerio Stack e ho iniziato da poco più di un anno, quindi sono contenta, faccio i miei allenamenti e sono soddisfatta per il momento. Ho provato anche a fare gli 80, i 300, però mi piace di più i 2000 e i 1000. Non lo so, mi trovo meglio, sia come risultati ma anche mi diverto di più.
Un altro cadetto allenato da Valerio Stac ha tagliato per primo il traguardo nei 2000, poco sopra i 6 minuti. Si tratta di Alberto Dal Sasso, sempre dell'Ana Atletica Feltre. Sono molto contento, sono arrivato primo. Oggi non puntavo proprio a fare il personale, puntavo sinceramente alla vittoria, diciamo. Sta continuando bene, sono molto contento dei risultati che sto ottenendo e così. Sì, a Fidenza sono riuscito a fare il minimo, sono migliorato di molti secondi e sono contento perché andrò a Jesolo anch'io. Un'altra grande gara attesa al Memorial Dilly era la prova sui 5.000. Zanatta, Titton, Gobbo, Sacchet hanno rispettato le attese tenendo la testa della corsa per buona parte del percorso. A 3 giri dalla fine è stato Paolo Zanatta delle Fiamme Oro a staccare tutti. È stata una scelta azzeccata che gli ha permesso di tagliare per primo la linea del traguardo con 14:45. 93. Dopo un periodo di un mese in altura in Kenya ho preso un virus che mi ha debilitato e quindi è stato duro di prendere. Oggi sono contento perché la qualità di gara era abbastanza buona, infatti molti amici sono venuti anche a sostenermi e un buon test per le prossime gare in pista. Punterò a fare gli italiani sulle siepi e puntando a un piazzamento buono anche vicino al podio. Nei 100 piani Martina Favaretto ha chiuso in 12:47, mentre fra gli uomini il più veloce è stato Marco Martini dell'Atletica Ponzano con 10:90. Spazio anche al salto in alto con Davide Spigarolo alla ricerca della miglior forma, che a Feltre ha saltato 1:97. Nel peso cadette Gloria Gollin del Marconi Cassola ha lanciato a 11:38, ma molte sono state le gare riservate anche alle categorie ragazzi e ragazze. Nei 1000 successo per Stella Zambolin del Marconi Cassola con 3:16:68, mentre fra i ragazzi si è rimesso in luce Matthew De Rossi dopo la bella prova al trofeo delle province trivenete. Padre italiano e mamma londinese di origini giamaicane, Matthew si sta mettendo in luce grazie alla sua elevata statura. Predilige la velocità, potrà dire la sua anche nei salti. Nel frattempo, con una corsa un po' da registrare, non ha rivali nei 1000. Ha chiuso in 3:02:47. Adesso non ho specialità, ho iniziato in settembre del 2012 e mi piacciono i 60 velocità, non molto i 1000, però sto più bravo in questa cosa. Mi piace il lungo, l'alto, questo tipo di robe. Dal Memorial Dilly al Giro delle Mura, l'appuntamento con i grandi eventi di corsa a Feltre è rinnovato a fine agosto. Molte le gare giovanili in programma, Elite, Master ed un ritrovo internazionale per vigili del fuoco podisti. Il Giro delle Mura compie quest'anno un compleanno importante. Non c'era questa pista, anzi c'era la pista, ma era una pista in 3 battute con tante buche, e per protesta abbiamo deciso di correre in piazza Feltre. Da lì sono passati 25 anni, hanno costruito la pista, si vedono i risultati. E dopo 25 anni quest'anno ci sarà il campionato italiano Master, finalmente siamo riusciti ad arrivare a questo come traguardo dei nostri d'argento, diciamo.